Buongiorno carissimi, prezioso novamente condividere la parola di Dio, vivere questo culto, nonostante questa distanza, nonostante che siamo un po' separati, ma è o quanto è importante vedere che lo Spirito Santo di Dio è con noi, è in mezzo a noi e ci unisce di modo sorprendente. E questa domenica vogliamo camminare e vivere l'esperienza della fede, una fede straordinaria, una fede che fa dei miracoli, una fede che trasforma la nostra storia e la nostra vita. Possiamo aprire le nostre Bibbie no libro di Marco. Libro di Marco, capitolo 9. Marco 9, dal versetto 21 in poi. Marco, capitolo 9, versetto 21. Gesù domandò ao padre: da quanto tempo le avviene questo? Ele disse: dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco, nell'acqua, per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù dice, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito imundo, dicendole: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò e dele si alzò in piedi. O miracolo di questa storia, quello bambino, un ragazzino indemoniato, un padre che ha fatto delle cose pazzesche per vedere una soluzione. E quando sembrava che questa storia non c'era una soluzione, quest'uomo si rivolge a Gesù e chiede un aiuto. E Gesù ha detto: ogni cosa è possibile per chi crede. La nostra fede è basata su quello che può fare tutto. Questo uomo gridò a Gesù, Gesù ha risolto il problema. Era una situazione, una storia molto difficile, molto delicata, ma Gesù ha risolto. E vogliamo iniziare questo culto e vivere questo culto sapendo che abbiamo un Dio che fa l'impossibile. Per chi crede, tutto è possibile. Ma la mia fede deve essere basata in quello che fa dei miracoli. Perciò che questa domenica, che questo culto, noi possiamo vivere e godere di un Dio dei miracoli. Quando abbiamo una fede centrata in quello che può fare tutto. Preghiamo e iniziamo questo culto. Nostro Padre, come è prezioso sapere che tu puoi fare tutto. Quanto è prezioso sapere, oh Dio, la grandezza del tuo grande amore. E vogliamo, Padre, questa mattina camminare, vivere un'esperienza profonda con te. Grazie, oh Padre, perché l'impossibile tu puoi fare. L'impossibile ai nostri occhi, perché per te tutto è possibile. Questo culto nelle tue mani. Benedici, guidaci. E tutto quello che vivremo, lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori e possiamo avere sempre il coraggio di vivere questa grandezza del tuo amore. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Viviamo questo culto, adoriamo e cantiamo. Viviamo questa esperienza con il nostro Dio. Un bel culto alla presenza del nostro Dio. Amém? Anima, Signor, amo la
si vedrà che grande Dio è nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei, Padre, Figlio, Spirito, sovrana Trinità, il leone Israel, il leone Israel, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Non trovo parole per ringraziare la tua bontà. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Confido in te, dipendo da te, da solo io niente posso fare. Spero in te, riposo in te, da solo io niente posso fare. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Angeli lodi il ciel, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodi gli astri celesti del ciel, lodi il mare, la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande forza, grande gloria, grande grazia.
grazia al Re del cielo in battaglia, in prodigi, grande Sione della terra Re. Lodi gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù. Tutto lodi Dio, lodi gli astri celesti del cielo, lodi il mare, la terra qua giù. Tutto lodi Dio, alleluia. Grande forza, grande gloria, grande grazia al Re del cielo in battaglia, in prodigi, grande Sione della terra Re. Tutto bene? Abbiamo cantato, adorato, lodato il nostro Dio. E come è prezioso sentire questo nostro Dio vicino a noi nonostante questa nostra distanza. Camminiamo questa mattina sulla fede, una fede straordinaria. E possiamo aprire le nostre Bibbie. Ebrei 11, 7. Tu ce l'hai davanti a te, ma quanto è prezioso, come sempre dico, aprire le nostre Bibbie, prendere ogni foglio e sapere dove è il libro di Ebrei e leggere questo brano. Capitolo 11 di Ebrei, capitolo 11, versetto numero 7. E qua c'è un elenco di eroi della fede. Già abbiamo visto tanti eroi di questa nelle nostre camminate e oggi vogliamo camminare sulla vita di Noè. Ebrei 11, 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con più timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannou il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Preghiamo. Nostro Padre, vogliamo ascoltare, vogliamo parlare, vogliamo vivere il tuo messaggio, la tua parola. Guidaci, oh Padre, questa mattina, lo Spirito Santo. Parli nei nostri cuori e che il nostro cuore possa essere aperto a sentire la tua parola. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Questo periodo che noi stiamo vivendo, un momento molto difficile, questa crisi coronavirus, ci sono tante informazioni e ci sono tante informazioni che tante volte sono un po' confuse e che noi non sappiamo che cosa fare e quando noi non sappiamo che cosa fare ci sentiamo molto insicuri. E è interessante che percepiamo o quanto deboli nós siamo quando viene la insicurezza. O quanto deboli nós siamo quando noi non riusciamo a avere il controllo di qualcosa. Quando noi viviamo delle situazioni così, possiamo ricordare e vedere che l'unico che può darci un po' di sicurezza e pace è Dio. E tante volte noi cominciamo a vedere queste informazioni di un coronavirus e dentro di casa e la situazione non si risolve e siamo qua 1 mese, 2 mesi, non sappiamo fino a quando. E adesso? Perciò io devo imparare che la nostra vita è basata su un Dio creatore potente e che è presente nella nostra storia. Perciò volevo parlare questa mattina sulla fede. E tante volte noi pensiamo la fede è quello pensiero di credere in tutto. Sì, andrà tutto bene. Sì, non succederà nessun male. Sì, può essere sicuro. Ma questo non è la fede. Perciò tante volte noi trasformiamo questa fede in qualcosa mística, in qualcosa, un misticismo, qualcosa che è fuori da un'esperienza con Dio. Tante volte noi trasformiamo questa fede in una cosa mística e non un camminare ogni giorno con Dio, un camminare giornaliero con Dio. Noi vogliamo trasformare la fede in una cosa mística. La fede, o straordinario, è qualcosa che proviene da Dio e che mi dà una certezza, una sicurezza.
Perciò la fede soprannaturale di Dio io devo avere una conoscenza di questo Dio. Perché altrimenti io sto vivendo una cosa mistica, andrà tutto bene. Non è così. Io devo avere la certezza, la sicurezza di che questo Dio che io conosco mi rivela i suoi piani e progetti e adesso io posso camminare sicuro. Perciò che la fede è qualcosa che i miei occhi non vedono, va oltre alla mia visione. La mia visione è limitata, ma la fede mi porta a vedere qualcosa molto di più. E adesso tu mi dirà, ma pastore, non sto capendo niente. La fede è una certezza, una sicurezza di qualcosa che io non vedo. La fede è avere la certezza di che c'è un Dio che agisce e che fa parte della mia storia. Ricordiamo qualche storia di qualche personaggio biblico? Ricordiamo Matteo 8, un centurione, un capo, un responsabile di un gruppo di soldati, e questo centurione stava com um problema com dei suoi servi. Matteo 8, leggiamo soltanto il versetto 8, 10 e 13. Ma o centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio teto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Versetto 10. Gesù, udito questo, ne restou meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Gesù disse ao centurione: Vá, versetto 13. Gesù disse ao centurione: Vá e ti sia fatto come hai creduto. E o servitore fu guarito in quella stessa ora. C'è questo centurione che chiede a Gesù soltanto una parola per la guarigione. La consequenza vediamo la guarigione, ossia gli occhi di questo centurione, che mai hanno visto una guarigione di una persona, ha cercato in Gesù qualcosa che lui non ha mai visto. In Cristo lui ha visto una guarigione. In Cristo o centurione ha visto seu servo essere guarito. Qualcosa che lui non aveva mai visto. Matteo 15, c'è una donna qua, cananea. Allora Gesù le disse: Donna, grande è la tua fede. Matteo 15, 28. Allora Gesù le disse: Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento la sua filha fu guarita. Novamente, una fede grande, una filha adesso guarita. Gli occhi di quella donna mai hanno visto una guarigione in questo modo, ma questa fede ha visto che Gesù poteva dare questa guarigione. Gli occhi non hanno visto, ma ha cercato. In Cristo, gli occhi hanno visto oltre a quello che lei poteva immaginare. Matteo 9, 22. 9, 22, una donna che aveva un flusso di sangue. 9, 22, Gesù si voltou e la vide e disse: Coragem, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Novamente Gesù entra in questa storia. La donna che mai ha visto una situazione come questa, ha visto in Gesù una guarigione. Quello che gli occhi non hanno visto ancora, ha visto la guarigione che Gesù trasformava. In Cristo gli occhi suoi hanno visto oltre, ela era a guarigione. Possiamo andare anche sulla storia di un altro personaggio, di Bartimeu, Marco, capítulo 10. O dito, versetto 47, Marco 10, 47, dopo 51 e 52. O dito que passava era Jesus Nazareno, si mise a gridar e a dire: Gesù, filho de Davide, abbi pietà de me. Gesù, rivolgendosi a lui, lhe disse: Che cosa vuoi che ti faccia? E o cieco lhe rispose: Rabuni, che io recupero la vista. Gesù lhe disse: Vá, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante ele recuperou la vista e seguiva Gesù per la via. Bartimeu, questo cieco, mai aveva visto. E letteralmente qua possiamo dire quelle cose che i suoi occhi mai hanno visto, adesso lui vede e ha cercato in Gesù di vedere oltre. Perciò gli occhi va oltre a quello che io sto vedendo adesso. É questo il senso della fede. La fede è credere in qualcosa che io mai ho visto nella mia vita.
È questo senso di credere in Dio con la fede e con la certezza e di avere la certezza di vedere con gli occhi soprannaturali un miracolo che Dio può fare nella nostra storia. Questa gente ha creduto nella parola di Dio, perciò Dio afferma e quello succede. Gli occhi di questa gente non hanno visto una guarigione, un miracolo, ma hanno creduto che Dio poteva fare questo. È questo che noi dobbiamo vivere un'esperienza con Dio, perché senza fede noi non possiamo gradire a Dio. La fede è credere in qualcosa che non ho visto ancora nella mia vita. Come la tua fede? O tu preferisci ragionare nella tua vita umana? Come la tua fede? Viviamo qua in Italia, in Europa, dove o umanesimo è molto forte, dove abbiamo tolto Dio della storia e noi ragioniamo tutte le esperienze e non crediamo nei miracoli di Dio. La Chiesa di Dio deve essere questa risposta a questo continente, a questa Italia che insegna a non credere, ma noi dobbiamo insegnare a manifestare che noi crediamo e succede i miracoli di Dio. Nonostante questo coronavírus, la Chiesa di Dio è viva, è presente, sta crescendo, è un miracolo di Dio. La fede è vedere che Dio farà oltre. Ritorniamo alla storia di Noè. Che storia di fede! Lui ha creduto nella parola di Dio. Dio arriva a Noè e dice: fa un'arca, verrà un diluvio. E Dio comincia a dare tutte le dimensioni, le misure dell'arca. E vediamo che non è una cosa piccola, non è una barchetta, è grande. Noè comincia a fare. E Dio dice: verrà un diluvio, non è mai piovuto in questa terra, ma io credo perché Dio ha parlato. E se Dio parla, succede. Una pioggia, algo che nessuno conosceva. Ma in questo, ritornando adesso ao libro di Genesi, nella vita di Noè, percepiamo che c'è qualcosa unica in questo personaggio. Genesi 6, versetto numero 9. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Versetto numero 22, sempre in Genesi 6. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Camminare con fede. Io devo imparare questa storia di Noè. Camminare con fede è una esperienza di vedere il soprannaturale di Dio, ma c'è qualcosa nella mia vita che deve cambiare. Noè era un uomo giusto, integro. Noè camminava con Dio. Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Puoi immaginare se Dio arriva a te in questo momento e dice: fa questo, va di là. E tu dici: ma Dio, questa è un'assurdità. E tu cominci a litigare con Dio. E Dio sta dicendo: io sono Dio, fai questo. E la mia obbedienza è collegata nella mia conoscenza di Dio. Perché se eu conosco che quello Dio è quello che tutto che parla succede, se eu conosco che Dio non gioca mai, se eu conosco che Dio quando dice una cosa succede, eu devo sapere che quello che Lui mi sta dicendo, nonostante che il mio ragionamento non è d'accordo, io lo farò perché io conosco questo Dio. La conoscenza di Dio, la fede e la certezza di che questo che il Signore dice succederà, accadrà. Dio non gioca con le parole, la parola di Dio è completa di sicurezza. Perciò che la fede è ascoltare quello che Dio parla e io agisco. Tante volte Dio parla, io ragiono e cerco di giustificare per non manifestare quello che Dio sta parlando nella mia vita. La fede non è esperienza mistica, ma è un'esperienza di conoscenza del Signore. La fede non viene di una esperienza personale com a minha da solo. La fede viene di una conoscenza di Dio. E è in questo modo che io posso camminare con Dio. Dio non è un uomo per mentire. Quello che Lui dice succede. Perciò la nostra fede deve essere collegata a quello che la persona sta affermando, che è Dio.
Dio ha detto e farà. Perciò la storia di Noè dimostra che i suoi occhi stavano vedendo oltre, guardando oltre. Puoi immaginare Noè in quel momento? Giusto, integro, camminava con Dio. Riceve un elenco di cose che doveva fare. Una pianta di un'arca. E lui comincia a fare. Ubbidisce. La obbedienza in fede è un'esperienza di conoscenza in Dio. Noè in quel momento già comincia a immaginare questo diluvio. Già comincia a immaginare questa arca. Già comincia a immaginare questa arca che sta galleggiando su queste acque. Já comincia a imaginar a sua família dentro. Já comincia a imaginar quella pioggia che viene e che non si ferma. Lui mai aveva visto. Ma per fede lui ha creduto in Dio. O segredo di Noè era questo. Lui era una persona íntegra, integrità con Dio. Lui conosceva Dio, lui camminava con Dio, lui era obbediente a Dio. Lui acreditato nel miracolo, lui conosceva questo Dio. E questa è una fede straordinaria. Com'è la tua fede oggi? Come tu vivi la tua esperienza di fede con Dio oggi? Questo camminare con Dio, como é? Tu stai camminando com Dio, vivendo com Dio, vivendo della esperienza con Dio, ou tu preferisci stare nel tuo conforto, ma non nella vita di camminata con Lui. Dio ti ha chiamato a vivere di un rapporto profondo, intimo con Lui. Mi piace sempre ritornare a Gênesis capítulo 3, quando Dio ha andato a parlare con Adamo e Eva sul giardino, perché sul far della sera Dio camminava con loro. Noi anche dobbiamo imparare a sapere che Dio viene da noi in modo che io possa camminare con Lui. Camminare, noi camminiamo con le persone che noi conosciamo, con le persone che sono importanti per noi, con le persone che noi siamo d'accordo. E Dio desidera questo da noi. Perciò la integrità della mia vita mi porta a scegliere Dio in modo che io possa camminare con Lui. Perché la mia fede è in quello unico che fa l'impossibile diventare possibile. La mia fede è in quello unico che io posso vedere qualcosa che i miei occhi ancora non hanno visto. Se noi pensiamo nella nostra vita di chiesa, la nostra vita di fede, quanto impossibili já ci sono successi, accaduti. Quanti miracoli di Dio. Ricordati 3 anni fa, 5 anni fa, 8 anni fa, 10 anni fa. Che cosa era? Che cosa siamo? Che cosa tu eri? Che cosa sei oggi? Quanti miracoli Dio ha fatto? E tu potevi immaginare che oggi tu stai vivendo questa realtà? No! Ma il miracolo di Dio ha fatto. E la mia fede è basata su di Lui. Mi piace tanto la storia di Job. Questo personaggio che ha vissuto tante esperienze difficili per circa 40 capitoli. Ma nel capitolo 42, nel versetto numero 2, lui dice così: io riconosco che tu puoi tutto. Un camminare con Dio, una esperienza di fede con Dio, un camminare con Dio, una vita integra che riesce a trasmettere alla persona di Dio, un camminare con Dio, io posso scoprire che Dio può tutto. Tante volte io vorrei questo un Dio che può tutto nella mia vita, ma non esiste questa parte mia. Questa parte di integrità, questa parte di camminare con Dio, questa parte di obbedienza a quelle cose che sono pazzesche. Io só posso vedere la fede con gli occhi nel soprannaturale di Dio se eu vivo com essa integrità e um caminhar com Lui. Job, capítulo 42, no versículo número 5, afirma: e miei occhi hanno sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti vedono. La esperienza di un credente non è basata dalla esperienza degli altri. E miei orecchi hanno sentito parlare di te,
ma la mia esperienza di un camminare con Dio adesso i miei occhi ti hanno visto. Se la mia vita è un'esperienza con Dio, non basta stare soltanto ascoltando l'esperienza. I miei occhi ti hanno visto. Quanto importante camminare con Dio è che io possa adesso vivere come esperienza personale un camminare con fede, per fede nel mio Signore. Se tu vuoi una fede straordinaria, vedere lo soprannaturale di Dio, credere in quello che gli uomini dicono che è una pazzia, tu devi aggrapparti a un Dio che fa dei miracoli. Tu devi decidere di camminare con Lui. Tu devi decidere di stare insieme a Lui. Tante volte noi preferiamo ascoltare gli uomini con il suo ragionamento e stiamo allontanandoci di un Dio che continua a fare dei miracoli. Un camminare con Dio, un conoscere in Dio è sapere che tutto quello che esce dalla sua bocca succederà. La fede è vedere oltre. La fede è un camminare oltre. La fede è vivere oltre. È questo che Dio ci spinge a fare, perché la mia fiducia deve essere in Lui. Senza fede è impossibile gradire a Dio, perché Dio è questo che Lui è. E quando io comincio a camminare per fede, sto dimostrando che io credo in Lui, solo in Lui. 1 Corinzi 2,9. 1 Corinzi 2,9. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Quello che i tuoi occhi non hanno visto, quello che tu non hai sentito, neanche entrato nel tuo cuore, è quello che Dio sta preparando per te. Ma io devo avere la certezza che questo arriverà dentro della guida, della volontà di Dio. In obbedienza al Signore io posso vedere i miracoli. Quel gruppo di persone che abbiamo visto, quelle 4 persone centurioni, quelle 2 donne e più Bartimeo, hanno visto che in Gesù potevano avere una guarigione, una trasformazione. Loro mai hanno visto nella loro storia, mai hanno visto una guarigione, ma adesso hanno creduto in Dio e un miracolo è successo. Tante volte noi stiamo aspettando qualcosa, ma mi manca un camminare con Dio, una integrità con il mio Signore e obbedire a quello che Dio mi dice da fare. Costruire una arca quando non c'era la pioggia era una grande pazzia. Dio tante volte prova la mia fede e mi inserisce una esperienza di fede con Lui, in obbedire a qualcosa che la mia ragione dice no. Ma quando io comincio a camminare con Lui, quando la mia vita è integra, io comincio a dire quello che Dio sta affermando, io andrò, io lo farò. E questa obbedienza lo farò e i miracoli di Dio succederanno. Dio che guarisce una donna con flusso di sangue, un servo di un centurione, un Bartimeo, la figlia della donna della Cananeia, è lo stesso Dio che può agire nella tua vita. Loro hanno avuto la fede. E come Gesù affermò, neanche in Israele ho visto una fede così. E Gesù può affermare, in nessun posto dell'Italia ho visto una fede di questo uomo. E un miracolo è successo. Camminare con Dio in integrità di vita e obbedire alle cose che sono pazzia è quella grande esperienza che io vivrò con il Signore. Soltanto posso avere la fede se io conosco Dio come Lui veramente è. Soltanto posso avere la fede se io conosco Dio come Lui veramente è. Perciò la fede vede l'invisibile, la fede crede di quello che è incredibile, la fede riceve
quello che è impossibile. Questa è la preziosità della fede. È un camminare con Dio, è conoscere Dio e sapere che io posso andare oltre e avere un'esperienza grandissima con Lui. Questo periodo che tu sei a casa, che noi siamo a casa, questo periodo che stiamo scoprendo gli altri valori, che la fede sia il valore più alto nella tua storia, nella nostra storia. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Com'è la tua fede? Tu credi no soprannaturale di Dio o tu ragioni in tutte le cose? Chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua esperienza. Nosso Padre, parlare di fede è una grande esperienza. Perché da oggi in poi tu ci cominci a dare la prova. E tu ti fai, Padre, delle esperienze con noi, tu ti metti alla prova. E che noi possiamo dire, metteci alla prova, Padre, perché vogliamo vivere una nuova esperienza di fede. Io ti ringrazio, Padre, la tua fedeltà con il tuo popolo, con la tua gente, con la tua Chiesa. Ma che noi possiamo, Padre, camminare per fede e vivere delle esperienze, Padre, nei tuoi miracoli, nel tuo soprannaturale. Ubbidirti, oh Padre. Camminare, integrità, essere giusto. Ti ringrazio, Padre, perché tanti personaggi nella Bibbia tu ci hai lasciato come modello e come esempio. Personaggi uguali a noi, ma loro hanno creduto. E questo è stato gradito a te. Che anche noi possiamo scrivere i nostri nomi in un elenco di eroi della fede. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen, Chiesa. Che tu viva questa esperienza. Che tu possa camminare sempre per fede. Una nuova esperienza con te. Amen? E adesso un camminare per fede. È il momento delle nostre offerte. È il momento delle nostre consacrazioni. Ce l'hai qua. Le nostre coordinate bancarie. È l'esperienza. È il consacrare. E tanta gente pensa, ma pastore, è fede. È fede. Dio non lascia e non abbandona nessuno che è integro, che cammina con Lui e che obbedisce a Lui. I miracoli succederanno. E può darsi che questa mancanza di esperienza con Dio ti manca qualcosa oggi. Può darsi. È un'esperienza tua di fede. È un momento di consacrazione. Facciamo, adoriamo e facciamo questo momento di offerta. Tu puoi prendere il tuo telefonino, il tuo computer e fare questo bonifico. Perché l'opera di Dio in questa terra non si ferma. Amen? Un grande abbraccio. Dio ci benedica. Tardi non è. Lascia il dolore, lascia il tuo cuore così come sei, così come sei, tra le braccia sue, così come sei. Un nuovo giorno per te nascerà, non c'è dolore troppo grande per Lui, non c'è dolore troppo grande per